Ciao a tutti, buongiorno a tutti. In questo secondo video che ho voluto mettere nella serie dell'età della raison, cioè l'età della ragione, volevo appunto proseguire un po' una riflessione ad alta voce sul fatto che la razionalità, la ragione, alcune volte viene tenuta poco in considerazione nelle scelte che facciamo. E avrei voluto proseguire un po' su riflessioni di carattere generale, ma in realtà delle vicende di attualità mi danno modo di dire qualcosa appunto su invece quello che avviene tutti i giorni. Per esempio in questa settimana, da lunedì scorso, essendo tornati in zona arancione in Lombardia, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, in particolare di seconda e terza media, meglio scuola secondaria di primo grado, sono tornati in classe. Era meglio farli andare comunque, a mio parere, però questo è un altro par di maniche. A proposito di maniche, non so se vedete le maniche, ma anche tutto il maglioncino è arancione, appunto mi sono adattato alla zona arancione. E questa decisione è stata presa avendo firmato l'ordinanza del ministro venerdì scorso, venerdì l'altro, a dire la verità, alla sera, a quanto pare l'ha firmata, sabato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore da domenica e quindi da lunedì efficace per questo adempimento, cioè del ritorno in classe. Ma mi disi, una qual volta, se può riesci a minga deciti roba al venerdì sera per il lunedì mattino? Va bene che abbiamo la televisione, va bene che abbiamo, perché c'è anche la radio, tra l'altro, e va bene che abbiamo internet, va bene che c'è WhatsApp, va bene che c'è Facebook, va bene che ci sono tutti questi mezzi di comunicazione, ma se non è una questione, diciamo, di estrema urgenza, non si possono decidere le cose il giovedì sera in modo che il venerdì le varie amministrazioni, le autorità, gli enti diramano le comunicazioni alle persone in maniera tranquilla, serena, per tempo, e uno si organizza? Domanda. La risposta a chi di dovere. Un'altra cosa, che non osservo certamente soltanto io, è che in prospettiva delle vacanze natalizie, e in particolare delle celebrazioni natalizie, perché fino a prova contraria il Natale è una festa religiosa che viene riconosciuta anche a livello civile, abbiamo visto politici, ministri eccetera avventurarsi in raccomandazioni o giudizi di carattere teologico. Il Natale è una festa spirituale e quindi se vogliamo vivere in maniera spirituale non bisogna essere in tanti, non bisogna fare troppo chiasso e essere in troppi. Certo. La messa di mezzanotte si può celebrare anche prima, anche alle 10, anche alle 8, anche alle 6 di sera. Certo, e non è un'eresia, questo detto appunto da politici. Allora, come vedi in un video precedente, con il proverbio famoso che l'ufere fa il suo mestiere, oppure ufere fa il tuo de mestiere, forse è meglio che l'ufere fa il suo mestiere. Io penso che chi ha sempre vissuto il Natale come festa essenzialmente spirituale non abbia difficoltà a fare lo stesso, quindi non c'è bisogno di raccomandazioni in questo senso. Sappiamo benissimo che il Natale è una festa, cioè la data esatta del 25 dicembre non è storicamente accertato che sia il Natale di Gesù, è una data tradizionale comunemente accettata. Che poi sia nato a mezzanotte, come si fa a stabilirlo? Ma siccome appunto è un simbolo ed è una tradizione, allora se le tradizioni hanno un senso, se i simboli hanno un senso, allora dovrebbero essere rispettati. Dico sempre razionalmente. Mi sbaglierò, ditemi se sbaglio. Per cui se il problema è quello di evitare assembramenti, che è un problema serio, reale, anzi doveroso, dobbiamo evitarli, ma allora l'assembramento può essere fatto anche alle 10 di mattina, se è per quello. Allora, se mi vuole la messa di mezzanotte e sono tutta una persona con il cervello, a voi, con la mia famiglia severi,
teniamo le distanze, usiamo tutti i mezzi di protezione, non ci abbracciamo fuori sul sagrato, torniamo a casa per il tempo debito e punto e stop. Per cui veramente non capisco queste disposizioni appunto che di razionale, a mio modo di vedere, hanno un po' poco. Ultima cosa, ma magari l'approfondiremo in un altro video se possibile, la questione dei limiti diciamo di movimento. È ovvio che tutto ha un limite e che se devo dire che il confine è lo Stato o è la regione o il comune, il limite ci deve essere, lo devo osservare. Però dopo 8 mesi di andirivieni, chiusura, non chiusura, eccetera, mi chiedo che senso abbia continuare a tenere i limiti comunali come un punto di riferimento per i movimenti, diciamo così, extra lavorativi o non indispensabili. Mi spiego: se siamo in zona o gialla o arancione per cui posso muovermi nel mio comune, è chiaro che i comuni di 100 o 200 km quadrati, come possono essere quelli della Valtellina o di altre zone, e lì il residente ha una possibilità di muoversi, andare a trovare chi vuole, andare a farsi una passeggiata molto tranquillamente. Se siamo in comuni invece più piccoli, di pochi chilometri quadrati, in Lombardia abbiamo comuni di 1,5 km, di 2 km quadrati, non so, qui nel Famiglia Temp andare del Prestineche va a fare del comune, quasi quasi va a buttare via la Riviera e va a fare dei confini. Esagero, ma è chiaro che secondo me, anche questo è un parere molto personale perché cerco di avere se possibile un riferimento alla razionalità, magari dare dei limiti appunto di chilometraggio in un arco di 3, 5, 10, 20 km dalla tua residenza, va bene. Questo secondo me avrebbe un maggior senso, sia dal punto di vista degli spostamenti per, che so, fare compere, trovare qualcuno eccetera, che per altri motivi. Dopodiché ci sono tante altre cose che potremmo osservare, ma per adesso se fermo un che. Ripeto, pareri di un semplice cittadino, di un semplice italiano, di un semplice lombardo che vorrebbe invitare appunto a usare maggiormente la razionalità, con tanti auguri per chi deve prendere decisioni, per chi deve dare disposizioni, per chi deve riflettere. Alla prossima, ciao, arrivederci.